Approfittavano della paura della gente per il diffondersi del coronavirus per vendere abusivamente fantomatici kit antivirus davanti all'ospedale Cafoncello di Treviso. A bloccarli gli agenti della polizia locale hanno individuato i due truffatori mentre controllavano le varie zone della città con il sistema di videosorveglianza. Eccoli nelle immagini mentre vengono controllati da una pattuglia immediatamente mandata sul posto. Hanno notato due persone davanti all'ospedale civile che stavano vendendo del materiale. Non si capiva però bene esattamente cosa stessero vendendo, per cui abbiamo inviato immediatamente una pattuglia di pronto intervento sul posto. Tra l'altro abbiamo ricevuto anche delle segnalazioni, delle telefonate da alcuni utenti che segnalavano questa presenza. Dalle indagini che abbiamo fatto immediatamente sul posto ci siamo resi conto che era in corso una vendita non autorizzata di questi kit di pronto soccorso al costo di 15 euro cada uno. E i due, un 53enne napoletano ed un 47enne di Benevento, entrambi residenti in Emilia-Romagna, sono stati sanzionati con una multa da 5.000 euro. Sono persone del napoletano, comunque residenti in Emilia-Romagna, hanno precedenti molto importanti per truffa e anche per rapina, quindi erano persone assolutamente da attenzionare e le stesse persone sono state segnalate alla questura per il foglio di via da Treviso. All'arrivo dei vigili i due hanno tentato di giustificare la loro presenza davanti all'ospedale. Hanno cercato di giustificare la loro presenza anche per questa emergenza del coronavirus, tant'è che alcune telefonate degli utenti che hanno chiamato il comando segnalavano anche la vendita da parte di queste due persone di mascherine appunto per la protezione del virus che c'è in corso in questi giorni. Hanno così giustificato dicendo che volevano dare all'utenza questi kit proprio per aiutare queste persone, ma ovviamente non lo facevano perché sono kit estremamente pericolosi. L'invito della polizia locale è di prestare particolare attenzione, visto che in questi giorni di emergenza si sono moltiplicati i tentativi di truffa da parte di persone che approfittano della situazione e dei timori della gente per imbrogliare, proponendo acquisti, come in questo caso, o addirittura tentano di introdursi nelle case, magari fingendosi operatori sanitari mandati a fare controlli o tamponi e poi rubano. Si credono furbi, invece sono soltanto ladri e truffatori che si inventano fantomatici rimedi per speculare sulle emergenze, sulla preoccupazione della gente. Sono le parole del sindaco di Treviso, Mario Conte. Non voglio fare e non farò mai come qualche sindaco campano che voleva interdire l'accesso nei rispettivi comuni a Veneti e Lombardi perché contagiosi, continua il primo cittadino. A Treviso sono tutti benvenuti tranne truffatori e delinquenti, quelli no, non li voglio proprio, conclude Conte.